Appuntamenti in agenda per domenica 30 aprile. Nel quartiere della Foce, a Genova, si svolge la tradizionale fiera di Santa Zita, dalle 8 alle 21, presenti quasi 200 banchi. Ultimo giorno delle iniziative per i 100 anni del gruppo Alpini di Chiavari. Alle 8 verranno deposte le corone ai monumenti ai caduti. Alle 9 ritrovo in piazza Nostra Signora dell'Orto per l'alzabandiera. Dalle 9:45 la sfilata per le vie del centro. Alle 10:45 la Santa Messa presieduta dal Vescovo De Vasini in piazza Roma. In serata alle 18 il concerto del coro alpino Soreghina all'Auditorium San Francesco. Dalle 9 alle 19 in via Rivarola Chiavari si svolge Tipicamente Chiavari, il mercatino agroalimentare di prodotti tipici organizzato da Confesercenti. A Lavagna è aperta alle visite Casa Carbone, domenica dalle 10 alle 13, apertura straordinaria il 1 maggio dalle 10 alle 14. Ponte del 1 maggio, apertura straordinaria del Castello Cinquecentesco di Santa Margherita Ligure, orario delle visite domenica e lunedì dalle 10 alle 12:30 e dalle 15 alle 17:30. Per il calendario Primavera Concerti, alle 10:30 all'Auditorium della Filarmonica di Chiavari si esibisce il duo Vuelta Dem con Michela Puca al violino e Gianluca Cremona al pianoforte. Verranno eseguite musiche di Beethoven, Debussy e Schubert. A Villa Durazzo di Santa Margherita Ligure incontro con il giudice Adriano Patti e Nicola Clemenza, presidente di Libero Futuro, nell'ambito del 4° seminario della Casa del Pensiero. L'inizio è alle 15. Nanni Moretti sarà a Genova per salutare il pubblico del suo film Il Sol dell'Avvenire, in gara per la Palma d'Oro al Festival di Cannes. Il regista farà un intervento alla fine delle 3 proiezioni, delle 16 e delle 21 al Cinema Corallo e quella delle 21:30 al Cinema Odeon. Appuntamenti in agenda per lunedì 1 maggio. A Levi si esibiscono per tutta la giornata i Cantamaggio della Proloco. Si parte alle 10:15 dalla chiesa di San Bartolomeo per chiudere al pomeriggio alle 17 al Bocco. 1 maggio al santuario di Nostra Signora di Caravaggio per la parrocchia di Santa Maria del Campo di Rapallo. Alle 11 la messa in suffragio dei defunti del CAI. Alle 13 sarà servito l'asado di Michele. Alle 21:30 nell'Auditorium San Francesco di Chiavari, concerto organizzato in occasione dell'International Jazz Day. Si esibirà lo Stefano Bedetti Organ Trio insieme a Giovanni Falzo. Appuntamenti in agenda per martedì 2 maggio. Prima giornata del Festival dei Sentieri Terre Millenarie a Rapallo. Dalle 8 escursione sul sentiero Tuvo Occidentale. Pomeriggio di incontri al Circolo Golf e Tennis. Si inizia alle 14:30 con il convegno Sentiero dei Cinque Sensi a cura dell'Associazione Sordi del Tigullio e dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. Alle 17 l'esperienza del cammino insieme a Monsignor Alberto Maria Careggio e Massimo Mori. Alle 21 Passione 8000 con l'alpinista Gerline Kaltenbrunner. È aperto alle visite guidate il Museo del Risorgimento nelle sale della Società Economica di Chiavari. Telefonando al numero 0185 36 32 75 si potrà prenotare. L'orario dalle 8:30 alle 18. Nel salone di rappresentanza di Palazzo Tursi a Genova alle 14 ci sarà la presentazione del libro Scultore in parole, Francesco Sansovino e la nascita della critica d'arte a Venezia di Marcel Grosso, iniziativa nell'ambito di Genova Capitale Italiana del Libro 2023. Alle 21 il senso religioso di Luigi Giussani viene presentato nella nuova edizione. Nel Tigullio sarà possibile seguire l'evento in diretta streaming a Chiavari all'Auditorium di San Francesco, a Rapallo nel Salone della Casa della Gioventù e a Santa Margherita Ligure presso l'Auditorium.